Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eclisse Careni Pivigina, padrone di casa, e la Marosticense di mister Luca Moresco. È una partita che riveste, diciamo, delle perplessità per quanto riguarda appunto l'inizio di questo, la continuazione di questo campionato, perché la Marosticense, attenzione, vive un momento particolare, 15 punti i suoi, mentre l'Eclisse Careni Pivigina esce da un momento un po' particolare e oggi questa partita dovrà confermare se la crisi o pseudo-crisi è completamente passata e naturalmente apre un'altra serie di risultati da sperare positivi. Insieme a me quest'oggi ritrovo l'amico di sempre, ovvero Marco Mazzocco del Gazzettino. Buona giornata. Ciao Mirko e buon campionato a tutti. Buon campionato, tu sei sul campionato di Serie D con sì. il calcio conegliano che segui quest'anno per il Gazzettino. Proprio brevemente, come vedi, insomma, dopo il cambio arriva Pontarollo, adesso domani tra l'altro partita importantissima. Oltre a Pontarollo c'è anche Dennis Chiesa che è arrivato dalla Bra, formazione della Lega Pro. Ci sono tutti i crismi per risalire la classifica. Molto bene, e allora vediamo invece l'Eclisse Careni Pivigina e la Marosticense. Marosticense che manda in campo questo 11 scelto da Luca Moresco, ovvero Bresolin, Munari, Morello, Nascinguerra, Lunardon, Bernardi, Castellan, Muratai, Giacomazzo, Abrefà e Basso Nicola. In panchina con il signor Moresco troviamo Guadagnin con il numero 12, con il 13 Bonaldi, con il 14 Tessaro, con il 15 Minato, con il 16 Congedi, con il 17 Cecchin, con il 18 Venturi, con il 19 Merlo, con il 20 Baldi. È una formazione che ho avuto già il piacere di vedere in quel di Mansuet contro il Porto Mansuet, dove fece una signora partita perché dimostrò che la Marosticense non è una squadra da sottovalutare e dovrà per questo motivo appunto l'Eclisse Careni Pivigina prenderla con le molle, con le pinze questa partita, perché sarà una partita molto molto dura e quindi Marosticense a 15 punti. Risponde l'Eclisse Careni Pivigina di Massimo Malerba con questo 11: Spadetto, Basso, Gasparini, Faraon, Del Savio, Cazzaro, Nardi, Bressan, Ianco, Telesi e Fogliano. Per Fogliano è la prima, mi pare, no? Perché anche l'anno scorso, se ben ricordiamo, mi pare che abbia fatto uno scampolo di partita, ma non mai da titolare, no? Pochi minuti.
In panchina con Malerba troviamo Falso, Ravagnan, Tonon, Cotali, Pavan, Cociu, De Faveri, Segat, Salamon. Manca dei radar De Zotti per quanto riguarda la partita di oggi. Un'età media in campo di 20,64, quindi giovanissimi quelli dell'Eclisse, 21,45 quelli della Marosticense, un pochino più tra virgolette anziani. Arbitra l'incontro il signor Alessandro Lorenz della sezione di Trento, coadiuvato dagli assistenti, il primo Francesco Tortomasi della sezione di Castelfranco Veneto, il secondo è Alexander Tarassov della sezione di Portogruaro. Che partita ti aspetti? È la seconda, mi pare, che vedi di questa categoria, Marco. La terza con Terza? le immagini che ho visto di Vittorio Veneto e Eclisse sì. Carini Pievigina che avete trasmesso la scorsa settimana. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo la Carini Pievigina, che ha veramente fatto una bellissima partita in quel di Vittorio Veneto. Sono anche fiducioso che ci possa scappare il risultato positivo. Certo, di fronte abbiamo una Marosticense che 15 punti non è poca roba. Non è poca roba, ma quello che, come dicevo in apertura, quello che preoccupa di questa squadra, insomma, è essere tosti e non mollare mai. Hanno anche, vi dicevo, io l'ho vista a Mansuet, hanno chiuso lì ad un certo punto la formazione di Zoppas e non gli hanno permesso di sviluppare le trame di gioco che di solito sviluppa la formazione appunto del Porto Mansuet. Ci auguriamo tutti naturalmente che non sia così quest'oggi, perché in questo caso parliamo da tifosi, e staremo a vedere. Intanto la 10ª giornata, c'è da segnalare intanto un altro, che qui c'è questa mania, ormai io l'ho chiamata così nel mio podcast, una mania di eliminare o di far fuori gli allenatori. D'altra parte, per carità, non si possono far fuori 11 giocatori, quindi si va sul mister. È il normale gioco, è il normale amministrazione, ok, però insomma ieri è saltato, l'altro ieri è saltato un altro tecnico, sì. ovvero Stefano Esposito, ex allenatore del Vittorio Veneto l'anno scorso e quest'anno allo United Borgorico Campetra, tra l'altro volutissimamente voluto in quel di Borgorico. Sono bastate questo inizio di campionato che lo vede a pari punti con l'Eclisse Carini Pievigina 11, sono veramente pochi. Poi ci si è messa anche la sconfitta in Coppa contro il Cavarzano. D'accordo a dire che al Borgorico non interessava la Coppa mentre al Cavarzano sì, però sta di fatto che Esposito salta e quindi niente, purtroppo non lo vedremo sui campi E io ti da do giochi. una chicca. Dammi una chicca. Tra i papabili ci sarebbe un certo, e ti lascio così. No, allora scusa, che chicca mi dai? Ci sarebbe? Te la dirò in separata Va sede. bene, ok. La 10ª giornata vede domani in campo Borgo Valbelluna Dolo, Godigese Arcella Padova, Giorgione Vittorio Falmec. Ho parlato pochi istanti fa con il fratello di Mauro Conte, Marco, che è qui a guardarsi la partita, e quella del Vittorio è un'altra partita importantissima a Castelfranco Veneto. Attenzione, perché anche qui il Giorgione è ultimo della classe con 3 punti, ma attenzione a dire che gioca male o che non c'è come squadra. Attenzione, io dico solo questo. Quindi il Vittorio dovrà però in ogni caso cercare punti solidi, punti importanti per togliersi dalla penultima posizione di classifica in compagnia della Giulia Sagittaria a 6 punti. La Giulia va sul campo del Borgorico, il Borgorico deve per forza rispondere con una prestazione maiuscola, e quindi vedremo quello che succederà. Le altre gare: Leo Oderzo contro San Donà, anche questa è una bella partita. Porto Mansuet Calcio Caerano, che andremo a seguire per quanto riguarda le interviste a fine partita domani. Piovese Cavarzano Belluno. Entrano le squadre in campo, e allora in maglia bianca con un portiere in rosa shocking come la scorsa partita in quel di Vittorio Veneto per la formazione di casa, mentre in tenuta rosso-nera la Marosticense, sì, rosso-nera non è blu, è rosso-nera la Marosticense, sono i miei colori preferiti, però d'altra parte questi sono, e quindi è tutto pronto. Arbitra l'incontro, vi dicevo, il signor Alessandro Lorenz della sezione di Trento. Hai visto, hai seguito, insomma, oltre, ormai sei dei piani alti, quindi devo trattarti con riguardo. Hai visto e stai seguendo, insomma, la classifica di questo campionato? Cosa dici?
Ma dico che spicca, partendo dal Cavazzano? basso, il Vittorio Falme, che si trova in quella situazione dopo aver cambiato tra l'altro il Allenatore. mister ex Moschetta di Pieve di Soligo, il Giorgione che, come hai detto tu, gioca bene, ha evidentemente problemi. Ha cambiato anche l'allenatore, anche lui, è arrivato Anche Rocchi lui. in queste ore. E spicca il fatto che siano qui in fondo alla classifica, mentre se guardiamo in alto, Cavarzano, Belluno, chi se lo sarebbe mai aspettato? Però attenzione, perché nel precampionato avevamo fatto i soliti nomi, no? Sandonà, Porto Mansuè, Godigese, e avevamo forse tralasciato un po' questo Cavarzano. Parte lì, quando è venuto qui a giocare in Coppa, che abbiamo seguito la partita, me l'aveva detto, io facendogli i complimenti perché ha fatto una splendida partita, me l'aveva detto, attenzione, perché insomma ci giochiamo una stagione con degli uomini che l'anno scorso non c'erano, a partire da Cossalter, che l'anno scorso era fuori per infortunio e non l'aveva mai avuto, e poi questi due ragazzi di colore che davanti sono veramente bravi. Bene, allora adesso entriamo in diretta per quanto riguarda la gara. Primo attacco che avviene dalle parti della sinistra con il numero 11 Basso, che cerca di andarsene, non passa l'arcigna difesa della formazione di casa, e allora il rinvio di testa ancora però beccato e controllato prima dalla formazione della Marosticense e poi dalla rincorsa di Ianco, che mette paura al numero 6 Bernardi, che è costretto a sventolare e a svirgolare questo pallone in fallo laterale, e si è alzata subito la bandiera del signor Francesco Tortomasi della sezione di Castelfranco Veneto. Partita alla grande la compagine di Marostica, vediamo che ha provato subito a stringere d'assedio, ha risposto per il momento bene la compagine di Malerba. È un Malerba che abbiamo visto a Vittorio Veneto, caro Marco, e gli ho fatto anche i complimenti perché ha tenuto la squadra sempre sull'attenzione, sul pezzo, insomma. Il pubblico di Vittorio l'ha un po' beccato perché stava urlando forse troppo, poi insomma queste cose sono da tifosi normali, però ha tenuto e ha fatto giocare la squadra veramente bene in questo caso, al di là poi della povertà, tra virgolette, del primo tempo di Vittorio Veneto, che è stato veramente, anche a detta del suo allenatore ai nostri microfoni, vergognoso, Sì, per sottolineato quanto proprio dall'allenatore del Vittorio. E quindi vedremo quello che succederà quest'oggi. Quest'oggi è una partita appunto importante per tanti motivi. Marosticense che vorrà sicuramente farsi vedere lì davanti, e Eclisse che vuole guadagnare altri punti preziosi per togliersi da questa classifica, insomma, che la vede a 11 punti. In avanti ancora la Marosticense, bloccata dalla retroguardia della formazione di casa, che ora è imposta con il numero 8 Bressan, tutto dalla parte opposta bloccato, arriva a rompere il gioco il numero 8, ancora lui, ancora Bressan. Vediamo se mi confermano la prestazione di domenica scorsa, le due fasce, ovvero Basso e Gasparini, che hanno veramente giocato alla grande, come ce lo ricordavamo lo scorso anno, Marco. Come amo dire in questi casi, a riguardo di Basso e Gasperini, tanta roba. Tanta roba, sì, perché Gasparini finalmente, eccolo qui che tocca palla adesso, è pronto al rinvio, poi si fa rimontare, perde palla, attenzione, stavamo parlando, no? Alla faccia della tanta roba. Esatto. Quindi viene in avanti ancora la formazione di Marostica, che cerca di mettere dentro questo pallone, rinviato in fallo laterale, va alla rimessa in gioco con le mani Filippo Munari, un classe 2007 che è pronto al rinvio con le mani, e presumo dalla postura che farà una rimessa lunga. In effetti è così, poi siamo stati anche fortunati. Fallo? L'arbitro lascia andare giustamente a pochi metri, allora può ripartire Ianco, che scivola e poi commette fallo. Sì. D'altronde gli hanno tirato una pallaccia difficile, sì, una pallaccia difficile da controllabile, stoppare. poi è scivolato e sullo slancio. Ne parlavo in settimana con il DS Lorenzo Casagrande, quando ho chiesto conferma, perché non ci credevo, alla classifica dei capocannonieri che stiamo controllando e curando, e Ianco è a quota 1. E lì
capisci che insomma se questo è un centravanti deve svegliarsi. E tra l'altro su rigore. Tra l'altro scorsa. su rigore domenica scorsa a Vittorio, Che si è procurato. che si è procurato anche bene, per carità. Non sto contestando Janko, sto dicendo soltanto che qualche palla di più gli deve arrivare, e allora viene in avanti ancora la formazione di casa bloccata dalla Marosticense, che si conferma quella che avevo visto a Mansuè, rocciosa e Squadra granitica, ostica. squadra ostica che non ti fa passare. Guarda le linee come sono strette, e allora il 4-4-2 perché sì, o 4-4-1-1 se vogliamo, perché c'è un trequartista, bravo Janko, che blocca la palla, poi la tiene, poi la perde ancora, allora può ripartire Muratai che si gira all'altezza del centrocampo con il passaggio su Nascinguerra, che va indietro dal suo compagno Morello, che a sua volta va a trovare conforto da Bresolin, Tommaso Bresolin, classe 2004 da una parte, 2005 dall'altra. Per quanto riguarda Spadetto, appunto in completa tenuta rosa shocking, come mi piace definirlo, però ha portato bene a Vittorio, chissà quindi che si continui su questa linea. Anche tutto la dalla parte maglietta del opposta. Centenario ha portato bene. Sì, anche la maglietta del Centenario, che avevo scambiato per quella del Centenario del Vittorio Veneto, poi mi sono accorto che insomma qualcosa non quadrava. In avanti Basso con le mani, pronto alla rimessa in gioco. Indietro per Cazzaro. Del Savio. Sbagliato, ha aperto, è un po' sanguinosa questa perdita palla. Tutto dalla parte opposta, un po' a memoria, vedi come Muratai fa giocare le sue fasce, Munari che va sul fondo o quasi, è pronto, purtroppo gli riesce male questo cross, poi c'è il fallo di mano da parte di un giocatore della Marosticense. Nulla di fatto in questi 14 minuti di gioco per il momento passati qui al D'Agostin. Che mi dici? Dico che Muratai è classe 1994, pensavo fosse il più vecchio, in realtà il più vecchio è il numero 10 della Marosticense, Abrefa Emanuel, classe 1991. Qualcosa da dire contro i classe 91? No, assolutamente C'ho un figlio del 91, quindi non ti permetto di, pensavo ti riferissi di a te criticare. stesso, No, dicevo, io dell'81, del 1991, un ragazzo. Con le mani, e adesso il rinvio con i piedi da parte di Spadetto, che vuoi un po' per il gioco dei fuori quota o cosa, è ritornato tra i pali dopo due o tre giornate in cui aveva giocato falso, che non era stato molto fortunato su alcuni fall, su alcune. Attenzione, Janko che viene dentro, poi sbaglia l'appoggio, però guadagna un calcio d'angolo. La formazione di casa, il primo calcio d'angolo per la compagine in maglia bianca, ovvero l'Eclisse Careni Pivigina. 14:40 il nostro crono quartz, 7 minuti di gioco e 35 secondi. Avevo invertito prima, no? Sì. Però, insomma... Ma adesso che curi la rubrica, adesso parlo io, puoi posso fare parlare, tutto. posso fare tutto. Mi sento un po' preso in giro, però va bene così. No. Mette dentro questa palla. Bello. Sul secondo palo, stava per arrivare Gasparini, a cui abbiamo dedicato su Streaming Sport un appuntamento TikTok con i 3 tentativi che ha effettuato, e al terzo tentativo Gasparini è andato in gol, perché ci aveva tentato 2 volte prima. Forse il migliore in campo? Migliore in campo decisamente, sì. È stata una partita, lui è Basso, partita splendida domenica scorsa, insomma. In avanti ancora Marosticense, che gira dalla parte della fascia sinistra del campo, ancora ritorna indietro Lunardon, Muratai, destra e sinistra, vedi come usano le fasce anche loro, in avanti, prova a bloccarsi, prova a convergere, bloccato su questo tentativo di entrata. Si è trovato un muro, Sì, si è trovato un muro rappresentato dal signor Faraon Giuseppe. Si è accozzato. Ecco, Faraon, anche questo giocatore.
È un giocatore importante, come dicevo già domenica scorsa, lo ricordavo dall'annata fatta al Calcio Conegliano, dove aveva fatto un brillante girone d'andata, dove aveva impressionato tutti quanti, poi nel girone di ritorno era un po' sparito. Allora qui a Pieve ha la possibilità di ritornare a mostrare il suo valore, perché è un buon giocatore, un bravo giocatore, è un classe 2004 tra l'altro, che in quella posizione che gli ha trovato Malerba, secondo me, è decisamente buona, si può andare. Quindi vedremo insomma se ci saremo sbagliati oppure no, ci auguriamo di no. In avanti ancora la Marosticense che come puoi vedere, Marco, non ti fa giocare, vedi? No, no, decisamente. Sto apprezzando l'atteggiamento tattico che hanno Sì, loro. poi ci sono qualche sbaglio in uscita, però poi in qualche maniera riesce sempre a manovrare. Muratai ancora, che va dalla parte destra del campo dove invita Munari a spingere. Munari che cerca l'appoggio, lo trova, ma non riesce ad andarsene con il dribbling il suo compagno di squadra e quindi c'è una rimessa in gioco con le mani conquistata dalla formazione di casa in maglia bianca, quest'oggi vi ripeto appunto l'Eclisse Careni Pievigina. Pubblico buono, diciamo che insomma Per essere un prefestivo, va sì, bene. prefestivo, ci aspettiamo, forse si aspettavano in società qualcosa di più, perché è un sabato pomeriggio, non ci sono partite, però insomma dai, ci siamo. Sì. Può bastare, intanto bisogna fare risultati e questo è il problema. Va la stoppata o tentata la stoppata di Abrefà, palla che scivola verso Malerba che la mette a terra e allora poi Del Savio che va in orizzontale per lavorare su Gasparini che sta per essere rimontato, anche non gli dà spazio questo No. Castellan. Attenzione a questa palla, la lascia scorrere molto bene intelligentemente perché aveva sentito probabilmente la chiamata di Spadetto, però attenzione alla ripartenza di Gasparini che non è riuscita per 2 volte, è stato fermato lì dal numero 7. Sì, veramente difficile da superare questo Castellani, Castellani Jacopo, sì. classe 2007. Gasparini e anche Basso qui non si sono ancora visti. Basso si sa perché di solito parte un po' a rilento per poi, ecco, come in queste occasioni, In proporsi avanti, avanti. poi non c'è nessuno in mezzo, c'era solo nemmeno Ianco. Dov'è? Faraon. Ianco è qui, C'era Faraon Faraon. c'era. Però vedi, come dicevamo, adesso oggi manca De Zotti, tra l'altro il 10 lo fa Telesi, però dicevamo lì le palle bisogna farle arrivare lì davanti a Ianco, perché poi non è neanche da sparare su di lui o mettere, No, mettere la croce a lui, però se non arrivano palle lì davanti, ragazzi miei. Jürgen è sempre una garanzia fino all'anno scorso di continuità e di realizzazioni, per cui il giocatore di certo non va criticato, solo che noi vorremmo da tifosi anche che gonfiasse la rete più e più volte. Da numero 9 sulle spalle, insomma, qualche gol in più te lo aspetti. Capitano, tra l'altro. Capitano, vabbè. Palla fuori con la sorpresa per il numero 7 di casa, per Nardi, che pensava che la rimessa fosse sua e aveva lasciato andare il pallone. Invece l'arbitro non è stato di questo avviso, meglio il guardialine in questo caso, che ha segnalato che la rimessa in gioco era per la Marosticense. C'è il fuorigioco del numero 9 Giacomazzo, la linea si è alzata bene. In panchina mister Moresco che è leggermente infortunato perché l'ho visto con le stampelle. Si vede, sì. Distorsione al ginocchio? Ah, ecco. Distorsione al ginocchio per Moresco, che si vede che la panchina si è mosso male sulla panchina e quindi facendo la battuta, attenzione, niente, palla per Faraon che non riesce ad arrivarci e allora può ripartire ancora una volta la Marosticense che punta in avanti e non ha ancora sorpassato, è passato alla metà campo, lo fa in questo momento, sì, con questo pallone ancora bene controllata dalla parte opposta, attenzione con Nascinguerra, manovra per il numero 11 Basso in avanti, Basso che punta, Basso che viene avanti, controllato dal suo diretto avversario che era
era Bressani in quel frangente, e allora tutto su Abrefà appunto all'1 sull'1, uno saltato, non si salta Basso e quindi gli mette in fallo laterale il pallone. Basso era convinto che avesse toccato Abrefà e gli sta dicendo dai dillo che l'hai toccato. Abrefà con il classico gesto all'italiana ha detto oh non l'ho Ma toccata, siamo matti. non l'ho toccata. Comunque fa girare veramente bene il pallone Sì. la Marosticense. Colpo di testa non riuscito, palla che rimane là, vorrebbero un fallo di mano, l'arbitro dice assolutamente di no, e in effetti non c'era nulla. Janko la mette a terra molto bene, aspetta l'arrivo a rimorchio del numero 11 Fogliano. Fogliano è un 2006, finalmente lo vediamo in campo dall'inizio. Lo scorso anno, se non ricordo male, aveva giocato uno scampolo di partita, uno o due scampoli di partita, poi era sparito dai pochi radar. minuti. Abrefà che fa viaggiare, se lo serve prima, poi va indietro ancora con Basso, fallo di Abrefà, Ci sta. ci sta. Malerba ne approfitta per dare qualche consiglio a Bressan, chi è? Telesi. È Telesi. Anche Telesi è un 98, esce da una stagione al Calcio Vittorio Veneto lo scorso anno. Si sta parlando con Malerba ancora. Sì, perché l'Eclisse deve trovare veramente le giuste misure sul campo, perché se vedi sono un po' disposti in questo momento, un po'... C'è questa problematica dell'unica punta che continuiamo a dire. Io per carità sarò uno che almeno le due punte le vorrei in campo. Qui hai a che fare con, guarda adesso Janko in mezzo ai due, in mezzo alla coppia centrale. Da lì non te ne vai, a meno che non gli venga Occhio. Mamma mia! Una traversa del numero 7, Sì. il Castellan che va al tiro al 16° minuto di gioco, una traversa colpita in pieno da Castellan che fa saltare di gioia qui sotto la nostra postazione microfonica la tribuna di Marostica, mentre quelli di Pieve si toccano un po' a destra e a sinistra, insomma è andata Capochino. bene. Il capochino è andata bene. Janko ancora dalla parte opposta fa sportellate, poi arriva un difensore che appoggia indietro mettendo un pochino in difficoltà, se vogliamo, Bresolin, però che è bravo a far giocare ancora il laterale e ne esce bene più o meno la Marosticense, ne esce bene. È una situazione di difficoltà, siamo usciti bene guadagnando un fallo laterale. E come dicevamo prima Marco, quasi non presente ancora Gasparini, che non ha preso possesso della sua fascia, adesso viene saltato ancora di netto, poi un calcio d'angolo guadagnato. Partita È il che sale primo. di tono, ma è merito della Marosticense. Sì, possiamo dirlo. sfuriate, niente di particolare se vogliamo, perché controlla, vedi come controlla il centrocampo e poi lancia a destra e a sinistra, però pericolosi, niente da dire. Ancora Castellan per il primo calcio d'angolo della formazione ospite in maglia rossonera. Mentre se tu hai visto, tu forse non hai colto, Muratai ha dato disposizione a Morello di stringersi a fianco dell'unica punta. Attenzione, la prende Fogliano, che poi non favorisce l'arrivo del numero 7 Nardi. Nulla di fatto, Fogliano che corre dietro alla palla, fuori dai pali anche il portiere, attenzione, fuori dai pali anche il portiere della Marosticense, vi dicevo, con il numero 5 Lunardon che fa viaggiare. Bella questa verticalizzazione, bella questa verticalizzazione, perché permette alla squadra di essere già alta e mettere in difficoltà la difesa e la retroguardia di casa. Parte Abrefà che poi trova bravo Basso in condizione buona a livello difensivo, Fogliano che tiene la palla, poi cerca di girarsi, non gli permettono di girarsi, però è bravo perché guadagna una rimessa in gioco con le mani.
su questa azione che stava portando in avanti, e Malerba ne approfitta per dare consigli ancora ai suoi. Janko che va di testa a spizzare dalla parte opposta, palla che viene controllata ancora da Muratai, che in rovesciata fa viaggiare o cercava di far viaggiare Nicola Basso, nulla di fatto per lui, palla conquistata da Spadetto, Del Savio e Gasparini sulla fascia, ma non c'è nessuno. Palla ripresa dalla formazione di Marostica, ancora in avanti con Lunardon, passa la metà campo adesso il capitano, è buona la palla, fallo? Fallo di Del Savio, anzi di Cazzaro, che poi gentilmente va a consegnare palla agli avversari. Abrefà. Tunnel. Poi è bravo in difesa. Bene. La difesa della... Se ne va Fogliano. Se ne va Fogliano. Se ne va Fogliano. Vediamo se tiene lì la palla. 2 contro di lui. Forse c'era il fallo. E in effetti è così. Bravo. Peccato non aver messo in movimento libero sulla sinistra Janko, che aveva una prateria davanti. Fascia sinistra, mette dentro un bel pallone. Interviene il numero 6 ospite Bernardi, che mette palla in fallo laterale, e allora c'è Gasparini che andrà alla rimessa in gioco con le mani. Gasparini. Con le mani per trovare Janko anticipato, la palla però ritorna su Gasparini perché la palla è terminata fuori, quindi rimessa in gioco ancora. Intanto sono trascorsi 21 minuti di gioco qui al Comunale d'Agostini. Janko che la gira bene in mezza rovesciata, poi c'è il fallo, sì, c'era il fallo di Telesi sul diretto avversario. L'arbitro è a pochi metri di distanza, vede tutto e ferma il gioco. Dalla panchina si muove Malerba. Ha dato qualche indicazione ancora al centrocampo suo Faraon, che stava per riuscire ed è riuscito poi a contrastare. Palla che arriva sui piedi di Janko, che cerca l'appoggio e trova l'appoggio di Basso, che allora converge verso il centro, se ne va sulla fascia, contrastato molto bene da Abrefà. Bravo Abrefà, perché è andato a riprendersi l'uomo, sì. Gli ha chiuso bene il varco, ha messo il corpo davanti. Il cliché della gara sembra che la Marosicense faccia la partita e l'Eclisse provi appena affondare, la sì, palla. Ad affrontare, però bisogna stare attenti. Il capitano Lunardon prova a verticalizzare, ci riesce anche bene perché nessuno va in anticipo lì sull'uomo, e c'è il fallo di Del Savio che si arrabbia un po' con l'arbitro, ma ci stava tutto il fallo. Ci stava tutto. D'altra parte Malerba si è arrabbiato perché questa verticalizzazione in orizzontale nessuno l'aveva capita e nessuno ha anticipato l'uomo. Soprattutto trovato tra le linee di difesa del centrocampo l'attaccante numero 9 libero di stoppare la palla e di manovrare, di fare e di guadagnarsi una punizione. Occhio al 7, perché questo aveva colto la traversa prima. Castellan, vediamo. Probabilmente metterà nel mezzo. Sì, non penso che vada al tiro da 35-40 metri. La mette dentro sul secondo palo, ma tanto distante dal secondo palo, nulla di fatto. E quindi comunque sia un bel giocatorino. C'è il Brian Lignano, se ti può interessare, che è in vantaggio per 1-0 sull'Este. Palla che viene giocata ancora in azione difensiva dal portiere Bresolin. Il rinvio trova 2 uomini, quasi 3,
della Marosticense pronti ad impostare nuovamente, se ne va Basso sulla fascia destra del campo, volevano il fuorigioco, così non è, dice l'arbitro, e allora si Bello. continua con Basso, ma Bravo. altrettanto bene mi pare, chi era, Gasparini? Te sa. Che mette in possibilità di uscire la formazione di casa, poi rimontata immediatamente dalla Marosticense, ma esce bene ancora Cazzaro che serve, poi riparte, c'era il fallo forse su Fogliano. Però vedi che quando l'Eclisse prende palla fa veramente fatica a portare su palla e uomini. Sono ben marcati, anche Sì. Fogliano in questo caso è andato in linea orizzontale e non è riuscito ad affondare. Basso per Cazzaro che si mette in proprio, prova a servire l'uomo dalla parte del numero 1, c'è un fallaccio, un doppio fallo, perché due uomini a terra dell'Eclisse, 11 e 10, sono andati a terra Telesi e Fogliano. Vediamo l'arbitro cosa fischia, fischia per il secondo. Alto fuori dai pali Spadetto, che viene a supportare i suoi suggerendo qualcosa, e c'è Bressan sulla palla, vicino a lui c'è Basso, ma Bressan la mette dentro, purtroppo ne esce male questo traversone, sono corto, e allora si ricomincia tutto da capo con Spadetto, ma vedi come la retroguardia della Marosticense è già piazzata molto bene, Sì, va a sì. colpire di Salgono testa e a tutti mettere fuori, all'unisono, sono saliti coprendo gli tutti spazi. molto bene, sì. Sì. Con le mani in basso per Cazzaro, alza la testa in orizzontale per Del Savio, che andrà ancora su Spadetto, così è. Intanto la linea difensiva si porta a metà campo della Marosticense, quindi blocca qualsiasi ripartenza, o quantomeno, eccolo lì, con il colpo di testa di uno dei difensori centrali. Poi attenzione, dove vai? Mamma mia, Scelta di tempo. scelta fatta al tempo bene. giusto. Bravo. Scelta di tempo giusto Bravo, Spadetto. per Spadetto al volo da vecchio libero, questo era da vecchio Sì. libero, bella spiazzata via, come diceva, Come piace a te. come diceva il buon Pizzul, vai in tribuna che non guasta mai, e quindi via questa palla. Colpo di testa, Cazzaro ancora, anzi Del Savio ancora, qui c'è il fallo. Qui c'è il fallo del numero 8 Muratai. Trovo esagerata questa ammonizione. Ha ammonito? Sì. Muratai? Sì. Ah, sapete che non l'avevo visto? Adesso lo sta ammonendo. Vedi che ancora appena si ecco, alza c'aveva per educazione per educazione. lo ammonisce. E lui dice: te la faccio soffrire questa, io resto qui per un'ora e mezza e vediamo se hai la Ecco, pazienza. vedi. Eccolo qua. Come si è girato di volto, gliel'ha No, fatta vedere. tutti e No. due alla ricerca della Sì, palla, uno sì. scontro del tutto fortuito, eccetera. E l'arbitro va da Forse un po' Moresco. troppo. L'arbitro va da Moresco e gli dice: o stiamo zitti o se no segue anche lei Non curante, l'arbitro non curante del fatto che il signor Moresco abbia la stampella, lo redarguisce. Anche perché è pericoloso. Questo con la stampella è pericoloso. No, stiamo scherzando, chiaramente. Battuta lunga di Bressan che cercava Fogliano, e invece ha trovato non un calcio d'angolo, ma una rimessa con le mani vicinissima alla bandierina, e se ne occupa Basso, che conosciamo abbia gittata lunga, però va sulla gittata breve o quasi, poi scivola sul passaggio di ritorno da parte di Cazzaro, e adesso Abre fa, mamma mia, lotta in fondo, buono, falloso, sì.
Ha ragione a protestare il popolo di Marostica, perché qui c'era il fallo, dai. Non l'ha nemmeno vista la palla. Ha travolto proprio dato letteralmente, addosso all'uomo. sì, ha travolto letteralmente l'uomo, però insomma è andata bene per la difesa di casa. C'era nessuno dietro, quindi bene così. Però vedi come chiusi, strettissimi la Marosticense. Ancora guadagna palla a metà campo Faraon, la mette a terra, poi la perde. Attenzione a perdere queste palle. Muratai che invita ancora Castellan a salire. Castellan che poi si ferma, c'ha l'uomo a fianco, però va in mezzo a servire ancora. Attenzione a queste palle, perché stanno giocando con estrema tranquillità lì davanti e riescono. Janko che cercava lo stop di petto, ma Difficile. ci voleva un petto altissimo e grandissimo per bloccare tutto. Non c'è riuscito. Palla che va tra le mani di Morello con il numero 3. 29 minuti e 54, siamo alla mezz'ora qui al D'Agostin di Pieve di Soligo con il risultato fisso sullo 0-0. È un pareggio giusto, no Marco, più o meno adesso? Pareggio giusto, sì, se non si esclude, se si esclude la traversa, non c'è stato pari altro. e patta. Sì, pari e patta. Se si esclude la traversa colpita dalla Marosticense e il predominio, forse leggero predominio dei padroni di casa nel possesso palla, diciamo che il pareggio ci sta per il momento. Viene fuori con un po' di difficoltà la formazione di casa che perde palla su questo rinvio, e allora c'è anzi non è Nascinguerra ma è Morello che con le mani anche lui fa capire che ha una rimessa lunga, e allora andrà alla rimessa lunga Morello con le mani quasi in mezzo, e poi il colpo di testa a mettere fuori va Janko per cercare di prendersi questa palla, ma Castellan che è dappertutto, Janko che è costretto a tentare il pressing altissimo, palla che viene ricontrollata dalla formazione ospite. Ancora c'è il fallo di mano. Pressing altissimo e sottolineo solitario. Sì, è quello che dicevamo prima, no? Troppo solo lui davanti, e poi prima che arrivino gli altri due alle fasce devi aspettare un pochino. Palla buttata, poi ancora in avanti questo pallone guadagnato dal numero Questo è 11 giallo, di giallo. della Marosticense, giallo per il numero 8, ovvero Bressan, ammonito. I 2-8 praticamente. Sì. E proprio c'è l'altro 8, proprio Muratai alla battuta. Fischia l'arbitro. Muratai non sa dove andare e allora sceglie di andare da Capitan Lunardon indietro in orizzontale sull'altro della coppia centrale difensiva. Prova a spingere questa palla ancora, queste belle verticalizzazioni Sì. della Marosticense. Devono stare attenti. Occhio. Aveva, Si era aperta. sì. Riprende palla ancora la Marosticense sulla fascia destra del campo. Castellan! Era bella. Questo è un signor giocatore. Sì, ecco. Si è mosso Ha in un fatto vedere fazzoletto rapidamente. 32. 32 minuti di gioco e Castellan si fa rivedere. Converge e tira. Fuori. Non di molto, no? No, decisamente. In avanti ancora. Blocca. E indietro per Bresolin. Può giocarla ancora la Marosticense, tutta in avanti con Morello che mette a terra, fallo. C'è il fallo su Fogliano che rimane a terra. Sì, perché il corpo del signor Morello si è praticamente appoggiato alla capoccia del giocatore a terra in questo momento.
Hai visto come c'è stata la stampa, insomma, nazionale che sta accusando gran parte dei calciatori, insomma, di ogni volta che subiscono un fallo anche sulla caviglia, se scendono, vanno a terra e si tengono la testa, no? E quindi Tu sai come la penso a sappiamo. riguardo. Lo so. Però questa volta l'ha presa in testa. Se tu intervieni, credimi Mirko, a livello di Serie A, punendo determinati atteggiamenti dei giocatori, tu vedrai che nei cambia. cambi di periferia queste cose Sì. non avverranno più. Sono perfettamente d'accordo con te perché ormai è una a calata, come si suol dire. Attenzione, viene in avanti ancora la Marosticense con il proprio numero 9 sulla fascia destra del campo. Buona la marcatura degli uomini di Malerba che concedono un Angolo. calcio d'angolo ed è il secondo per la compagine di Marostica. Moresco che davanti alla panchina con la stampella sta chiamando i suoi. Stare attenti, attenzione, palla che viene scodellata lì in mezzo, immaginiamo. Sì. Reclamano un rigore che non c'è. Io ho sospirato. La palla è già uscita. Io ho sospirato. Se Angolo. è angolo. È angolo. Terzo. Io ho sospirato se mi hai sentito perché quando ho visto il tentativo di uscita di Spadetto e poi il ritorno tra i pali, Qui Gatta Cicova, hai detto. qui Gatta Cicova non la vedo bene, torno a dirlo. Un portiere quando prende la decisione di uscire dai pali per andare in presa alta o prende la palla o travolge, però esci. Lì non puoi ritornare indietro perché se l'altro colpisce di testa è finito. Abrefà della Marosticense che va alla battuta, vicino a lui Castellan, uno dei migliori per il momento in questa partita, ed è proprio su Castellan prova l'1 contro 1 lì sulla fascia proprio dove finisce il campo, perde palla, subisce, fa anche fallo e quindi la formazione di casa può ripartire con il pallone tra i piedi. Ne approfitta Telesi per rinfrescarsi, lo faccio anch'io. Palla che viene manovrata sulla fascia sinistra del campo da Gasparini, che non abbiamo visto lì davanti oggi. No. Ianco Guarda che corre. Ha di fronte un certo signor Castellan Jacopo che è stato il migliore dei suoi sino a questo momento. In avanti ancora la Marosticense che spinge per portare qualche problemino lì davanti, guadagna ancora palla, Abrefà di tacco per lanciare il suo compagno di squadra, c'era anche riuscito su Morello, poi il tentativo in azione difensiva da parte della difesa, scusate la ripetizione, della Eclisse riesce e quindi riparte con una rimessa con le mani già giocata, va in avanti ancora Morello, è costretto a tornare da Lunardon, adesso la squadra di casa deve provare a rialzarsi, lo fa ma con pochi metri guadagnati. Lunardon stava per perdere palla, poi in take scivolato su Faraon, riesce a prenderla ancora, si muove bene anche questo giocatore, anche basso Nicola. Abrefà che voleva aprire tutto su Castellan, poi si è accorto della marcatura che arrivava di Gasparini e allora è andato ancora per vie e per linea orizzontale, verticalizza il colpo di testa riuscito del numero 4 Nasce in Guerra, pericolosissimo. Posso e dirti c'è una il cosa? quarto calcio d'angolo. Dimmi. Ho notato che i ragionatori del centrocampo della Marosticense hanno tutta la libertà di farsi arrivare il pallone, guardare eccetera senza che nessuno li pressi. Di ragionare. Hanno tutta la libertà di ragionare. Hai ragione. Forse questa è la pecca, perché permette che venga il gioco impostato senza nessun problema da parte della Sai, Marosticense. l'Eclisse in questo periodo, in Non questo so se è una inizio, caratteristica. no. In questo inizio di campionato
come abbiamo sottolineato, l'ho sottolineato anche scrivendolo sul Gazzettino, Questa è attenzione, il bella. colpo di testa ed è il Questa è gol. bella. E c'è il gol. E c'è il gol della formazione di Marostica che con il numero 9 Giacomazzi. al 39esimo minuto di gioco Giacomazzi, Gol Mazzo. della Marostica, Giacomazzo. segnato con il numero 9, Giacomazzo. colpo di testa e gol, ma è una caratteristica che avevamo visto prima, perché come stavi sottolineando troppo libertà di gioco e quindi è così. Sì, sino a questo momento, permettimi di dire, è un passo indietro da parte dell'Eclisse a confronto del match fatto con il Vittorio, dove per certi tratti sembrava padrona del campo. No, lo è stato, sicuramente lo è stata padrona di casa, però di fronte aveva un'altra squadra, non aveva la Marosticense, perché come abbiamo sottolineato, e non è una sorpresa, questa Marosticense, almeno per me, ed hai visto come nella prima occasione che gli è capitata proprio con una palla inattiva da calcio d'angolo, colpo di testa, anche lì la difesa... Sì. No. Che poi il pallone, tra l'altro, non è che si è infilato subito, è stato schiacciato a terra e poi si è infilato. Rimessa in gioco con le mani da parte sempre della Marosticense, perché Faraon deve averla toccata, a quanto si dice. Abrefà. Ui, Castellan ancora. Castellana il 7, come voto un 7,5 sino a questo momento. Quello che mi piace Concordi? è che... Sì, concordo. Quello che mi piace di questo giocatore è che non ci ha pensato due Ah. volte al tiro, eh. Destra e sinistra è andato. Abrefà che la mette fuori. Adesso deve un po' accelerare la compagine di casa. 41 minuti prima. 41 minuti primi. Qui al Comunale d'Agostin sotto di 1-0 la formazione di casa. Non trova Vedi come sui sbocchi. primi portatori di palla Giacomazzo è andato subito in pressing, questo dimostra E guarda dov'è la linea difensiva tenuta dei atletica, padroni non indifferente. degli ospiti, già sulla linea di L'Eclisse, metà vedi, campo. sulla tre quarti, vedi? Fallo di Faraon ammonito. È giustamente ammonito e manda 2 volte a quel paese Rosso. l'arbitro e viene giustamente espulso. Allora il fallo per trattenuta con la maglia ci sta, poi tu mandi a quel paese l'arbitro con quel gesto che non piace a nessuno, lo fai 2 volte, è chiaro che il direttore di gara ti dice prego accomodati fuori. Sono d'accordo. È una ingenuità colossale, anche perché sei già stato ammonito, cosa ti costa fare? Devi star zitto e No, basta. no, sì, basta. Non C'è hai... poco da fare. Cosa succede qui? C'è il secondo allenatore che sta perorando la causa, probabilmente. E Faraon lascia il campo. Quasi allo scadere del primo tempo. È una brutta perdita, una brutta Ah, sì. tegola questa, eh? Malerba che sta parlando con il guardialine, l'assistente, scusami. Io sono... Cosa stanno chiedendogli secondo te? Perché cosa poteva aver visto da là? E adesso va a rincarare la dose anche Casagrande con l'assistente di linea. Intanto il Brian Lignano 2-0 sull'Este, ad est. Incredibile questo Brian Lignano, eh? L'hai già visto tu? Sì, in casa del Conegliano. Ah, è vero, è vero. Con il numero 8 sulle spalle Muratai.
alla battuta. Vediamo dove mette questa palla. Sul laterale con Abrefà che va a mettere questa palla, ragazzi miei. Se ci scappa il gol anche in questo caso con il tentativo di colpo di testa del solito Giacomazzo, non c'è nulla da dire, eh? Non c'è veramente nulla da dire. 43esimo minuto, cross di Abrefà e sfiora la deviazione Giacomazzo. Si salva l'Eclisse perché questa era veramente una bellissima azione, bel inserimento, stacco di sì. testa perfetto, peccato per il pubblico E naturalmente. peccato per la Marosticense, chiaramente. Con le mani, ancora la formazione di casa che chiaramente adesso deve stare attenta doppiamente perché è rimasta in 10, inferiorità numerica, è rimasto a terra Abrefà che si tiene la caviglia, poi riparte Cazzaro che guadagna una bella palla, poi non vede nessuno davanti È costretto a ed è rifugiarsi. costretto ad andare indietro sull'uomo in rosa, che non è la Pantera ma è Spadetto. Bella questa, eh? Bella, Lo so. Minuti di recupero. Mi è 2 piaciuto. minuti di recupero. 2 minuti di recupero nel primo tempo da giocare, quindi fino al 47esimo, 45-16 in questo esatto istante. Palla lunga, non riesce ad arrivarci basso. Gliel'ha data proprio. Le fasce oggi non ci sono, non c'è niente da fare. Vuoi perché Per quanto ha fatto Gasparini, vedere, sì, più basso che Gasperini. Sì, sì. Perché Gasperini è costretto, suo esatto, malgrado, stavo ad per dirti occuparsi di appunto, Castellano. Gasperini costretto Ha un da po' di più libertà, alla marcatura, basso, sì. che se la deve vedere con Abrefà, che ha giocato sino a questo momento al piccolo trotto. Pubblico che se la prende con l'arbitro, però siamo alle solite. Siamo alle solite. Non lo so. Quel povero Cristo dell'arbitro. No, è proprio è una mentalità ormai, l'atteggiamento. un atteggiamento che non riusciremo, non lo so, spero di sì, ma non riusciremo mai a levarcela dalla testa che la colpa di una sconfitta o di una brutta prestazione sia colpa dell'arbitro e basta, finiamola, no? Pensiamo a giocare e vedrete che tutte le cose si sistemeranno. Concordo. Palla che va in fallo laterale con le mani, la rimessa in gioco quando manca un minuto scarso al termine del primo tempo, rimane a terra un giocatore della Marosticense. Si vanno a collimare tutta quella presentazione che avevamo fatto dicendo che bisognava stare attenti a questa squadra perché non ti fa giocare, poi le ripartenze o le palle inattive sono abbastanza pericolose e lo hanno dimostrato con il colpo di testa di Giacomazzo. Diciamo pure che sei stato un facile profeta per la Marosticense, No, ma uccello sì, di malaugurio. uccello del malaugurio, ma per l'Eclisse. l'ho vista appunto a Mansuè come Eccolo. attenzione, come ha giocato e questo è lo stile di questa squadra, lo si vede, nulla da dire. Bravo anche in questo caso Bresolin a bloccare palla a terra, adesso l'arbitro ci sta pensando, lascia giocare ma poi dovrebbe terminare, fischiare, vediamo, sì, fischietto in bocca e manda tutti negli spogliatoi. Sul risultato di 1-0 per la Marosticense, vediamo c'è Telesi che va a protestare, deve lasciar stare, ormai bisogna lasciar stare quello che sta suo, allontana il suo compagno di squadra per fortuna e si entra negli spogliatoi. 1-0 per Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Un po' alla volta. Rieccoci collegati con il D'Agostin di Pieve di Soligo, campionato regionale di eccellenza, girone B, 10ª giornata allo stadio D'Agostin. Vediamo di fronte Eclisse Careni Pivigina e Marosticense. Il risultato è fermo sull'1-0 per la Marosticense, che al minuto, e andiamo a trovarlo, al minuto 39 del primo tempo ha trovato il gol con Giacomazzo, che ha spento la velleità, insomma, della formazione di casa per quanto riguarda questo primo tempo. Adesso vedremo che cosa nascerà in questa seconda frazione di gioco. Bisogna tra l'altro in inferiorità numerica, perché Faraon è stato espulso per doppia ammonizione. Credo rosso diretto, Sì, ma aveva tirato fuori già l'ammonizione in giallo, per il fallo. Per il fallo, ah ok, quindi cosa rischia? 2 giornate? 2 giornate. Riparte la gara, riparte il secondo tempo con una palla gettata avanti dalla Marosticense, che favorisce Spadetto, che prova a mettere in velocità i suoi. Puntata lunga per trovare il numero 11, che è Fogliano quest'oggi, per lui un esordio, diciamo, in questo campionato, un esordio che per il momento non è bagnato da grossa soddisfazione, perché è partita che ma non è nemmeno colpa degli avanti delle Eclisse, l'abbiamo sempre detto e sempre sostenuto, insomma, se non arrivano palle lì davanti c'è Turchetto, allenatore del Lia Piave, che sta facendo benissimo. Che sta facendo bene nonostante la sconfitta di 2 settimane fa. Mi pare che aveva un po' così dato qualche problemino appunto alla compagine di Turchetto, per l'appunto il Lia Piave, che ha fatto uno squadrone atto a diventare e a cercare naturalmente la promozione e ritornare in eccellenza al più presto. C'è un calcio d'angolo intanto, sì, c'è un calcio d'angolo per la Marosticense, che va al quinto calcio d'angolo, alla quinta battuta dalla bandierina. Vediamo che cosa nasce da questa sortita. Abrefè in mezzo al campo, una specie di trenino, ci sono 4 uomini della Marosticense che si liberano, un po' di confusione, poi la palla va indietro per il tentativo di metterla in mezzo all'area adesso, poi il rinvio lungo, Castellan la lascia correre, poi decide di intervenire perché la palla stava terminando fuori, non sarebbe stata nemmeno sua. Attenzione, viene in avanti molto bene, fermato. Ecco qua la ripartenza, lo vedi? Abbiamo un uomo lì davanti, se non arriva palla sui piedi a Ianco, e guarda Ianco cosa è costretto a fare, e quindi siamo con qualche difficoltà. Ianco adesso era rimasto in fuorigioco, ma ti credo, io ho fatto 50 metri per andare a prendersi la palla, o quantomeno per andare in pressing alto, e quindi un po' di fatica c'è. Manda a scaldarsi 5 uomini la formazione di casa, con palla che non riesce a viaggiare dalla parte opposta del campo per quanto riguarda la Marosticense, che è costretta con le mani a rimettere in gioco e a far ripartire la coppia centrale Lunardon-Bernardi, che sventaglia sulla fascia cercando Abrefà. È fuori gioco, sì, giusto. Visto dall'assistente sotto la tribuna Francesco Tortomasi di Castelfranco Veneto, la posizione in offside di Abrefà. Spadetto, che decide di andare su Cazzaro, anzi del Savio per il numero 10 Telesi, che è costretto a tornare indietro a prendersi questa palla. Poi Abrefà in fase difensiva prova a ripartire il numero 4 Nascinguerra, fermato dalla difesa della formazione di casa, che riparte con qualche difficoltà perché non trova uomini liberi davanti, e allora la tiene la palla, la fa viaggiare in orizzontale, ancora lunga, sbagliata, esce bene
Abrefà la conquista, poi la perde, stava per perderla, la dà indietro, 3 minuti e 41, mi pare con uno spirito un pochino diverso, no? Mi pare per quanto attenzione Abrefà che accelera, viene dentro, Abrefà, mamma mia, e Castellan si divora questa volta il gol al 4° minuto di gioco. Abrefà va sulla fascia sinistra del campo, mette dentro per Castellan che si fa parare il tiro a botta sicura per il 2-0, sarebbe stato veramente grave. Ancora in avanti, 4:25 da giocare, 4:25 già giocati, meglio dire. Accelera molto bene sul fondo, poi palla che non viene messa in mezzo all'area di rigore. Malerba, mani dietro la schiena, guarda un po' stupito i suoi. Oggi c'è poco da guardare, secondo me. Poco da salvare. Poco da salvare anche. Fallo dell'autore del gol Giacomazzo, che blocca a metà campo la possibile ripartenza e tenuta palla della formazione di casa. Attenzione con Del Savio, uno dei pochi palloni sbagliati da Del Savio, poi la svirgolata per fortuna corretta di testa da un compagno, la svirgolata era del portiere Spadetto, poi ancora a dimostrazione eravamo in possesso palla su calcio di punizione al centrocampo e siamo riusciti a perderla. Della difficoltà che ha l'Eclisse di fare 10, gioco. quindi siamo in inferiorità numerica, quindi le difficoltà ci sono tutte, però bisognerebbe cercare di... Vediamo, qui c'è Gasparini adesso che sta giocando praticamente da ala sinistra, perché è qui, adesso viene visto e pescato anche bene, esce altrettanto bene dai pali Bresolin, che mette palla in fallo laterale. Fuori gioco di Gasparini. Tocco di mano secondo me. No, fuori gioco. Fuori gioco? Sì, alza il braccio. Sapete che ho qualche dubbio, però? Se fosse fallo di mano sarebbe non punizione di seconda. Sì. No, su questo quindi questo è fuori gioco. È stato bravo a vederlo, perché colpo di testa ancora, blocca tutto, prova a ripartire la formazione di casa, però sbaglia poi il rinvio, nulla di completato in questa azione, niente da fare. Grazie. Palla che termina fuori, deve velocizzare un po' il gioco, la formazione di Malerba. Spadetto. Difficoltà. Cazzaro, anzi Del Savio. Spadetto. Lancio lungo di Spadetto, oltre la metà campo, controlla però la Marosticense, palla che viene trattenuta lì, è bella questa imbucata verticale ancora per Giacomazzo. È un giocatore che Giacomazzo è un 2003, non gli dai tanto, Marco, a vederlo così, anche come movenze, anche come fisico, però ha una velocità molto, molto buona. Impressionante, riesce veramente a sgusciare. E soprattutto poi la posizione in campo. Ma soprattutto scelta di tempo nell'andare incontro al pallone, che è veramente ottima in questo momento. Vero. Sono quei classici giocatori che dici, vabbè, è normale, invece poi qualcosa in più hanno. Janko che deve lottare come un leone per cercare di prendere questa palla, però palla che poi viene rinviata e guadagna soltanto una rimessa dal fondo da parte di Spadetto, che in completo rosa va a servire il suo difensore sulla fascia destra del campo, e allora dice no, sulla fascia destra non ci vado sulla sinistra,
lancio lungo, sportellate tra Ianco e Eccolo. adesso è buona, Fogliano, Questo è buono. Fogliano, È Fogliano buona. da solo e glielo devia. Fogliano da Queste solo sono al 15° minuto occasioni di che gioco. non si devono Fogliano sbagliare. Deviato il rigore in movimento, perché non si può parlare di altro. Mamma mia, in calcio d'angolo, in angolo al minuto 15°, occasionissima fallita dall'Eclisse. E qui tornerò. Minuto 9. Nono minuto. Io continuo a segnare, sono 6 minuti in avanti, io sono avanti, capisci? Orario legale. Esatto, solo con l'ora legale. Fallo. Si arrabbiano. Mi immagino già la frase di Malerba, nell'intervista. Se non si sfruttano le occasioni, non si vincono le partite O non si pareggiano. o non in si questo pareggiano. caso. Però è possiamo dire che è la prima vera occasione dell'Eclisse nell'arco dei Tra l'altro lo 60, ricordiamo. dei 50 minuti giocati. Tra l'altro lo ricordiamo in inferiorità numerica, però insomma è bastato Sì, una una verticalizzazione. imbucata, una verticalizzazione sul secondo palo, non va fuori. È bastata questa imbucata, questa verticalizzazione, come diceva Marco Mazzocco, e qualcosa si è visto, cioè provi a giocare in un'altra maniera, perché se non entri dalle fasce, quest'oggi non ci entri, provi ad imbucare, in qualche maniera qualcosa sbaglieranno anche loro, no? Adesso c'è un fallo? No. L'arbitro lascia correre. No, ha fischiato secondo me. No. 2 uomini a terra. È rimessa in gioco per L'Eclisse. l'Eclisse, quindi non aveva fischiato. No, Hai no. ragione. Tu potresti fare ancora l'arbitro, Pensaci, perché il futuro potrebbe aprirti. Io sono nato arbitro, e passo morirai giornalista, arbitro. collega. Senti, tutto potresti un po'. avere un futuro spalancato, no? Che poi vieni qua a Pieve e poi noi ti massacriamo dalla stampa. Va bene, scherziamo chiaramente, e in attesa che la partita riprenda con 2 uomini a terra, uno per parte, che si sono fortunatamente rialzati, e allora andiamo a seguire palla che viene ridata giustamente dall'Eclisse alla formazione Sottolineato ospite, con un applauso. timido applauso. Il timido applauso è stato solo della popolazione marosticense. In avanti ancora l'Eclisse, ci prova, inferiorità numerica, qui c'è il fallo o no? No. L'arbitro lascia correre. Noi crediamo a lui perché eravamo piuttosto lontani per Leggermente giudicare. più lontani. Quindi gli crediamo, gli diamo il benestare. Qui c'era una spinta alle spalle che nessuno più fischia, e quindi me lo devono spiegare com'è. Io vorrei fare Per non spezzettare il gioco. Vorrei no? fare un Per convegno rendere- con gli arbitri e chiedere l'unica domanda che farei: ma perché non fischiate più questi falli da tergo? Spiegatemi il perché. Punto, stop, e si chiude la conferenza. Perché ci sono certe cose veramente che, dai, anche Sì, in questo, alcuni falli anche in sono questo caso c'era il fallo, molto c'era la palesi. spinta, sì. Abrefè che mette dentro in mezzo, ma non c'è nessuno da quella parte. Bello Bianco. comunque il duello Gasperini-Castellanzi in questo momento. Sì, bello. Questa è la cosa più bella Ha della bloccato, Castellan è riuscito a bloccare la spinta di Gasparini, quindi vedi che finalmente Lorenz mi ha ascoltato, che io sai che sono un fautore di quelle rimesse con i piedi per terra. partita. Ma credo qui per lo Penso sbaglio che- della posizione. Sì, Che ho ha sbagliato la guadagnato posizione. troppo tempo, infatti Ah, sì? indica davanti all'allenatore Moresco. Allora sono due le domande che farei in questa conferenza, una sulle spinte e una sui falli, sulle rimesse in gioco. Oh mamma mia, ci stiamo difendendo, ci stiamo solo difendendo. Patrone, l'1-0 naturalmente. non è sufficiente per il Marosticense.
può uscire una palla mezza sporca e De Clisse può anche tramutarla in rete, come si è visto nell'occasione dell'imbucata. Viene in avanti ancora la Marosticense, passa alla metà campo con il suo numero 2 sulle spalle che prova ad andare Castellan. Ci arriva? Sì, ci arriva questo giocatore, ragazzi. Ha fatto una bella Ovunque. partita oggi. Adesso c'è un fallo da parte di Janko sul suo diretto avversario. Janko ha lasciato lì come se il caso non fosse suo, mentre rimane a terra e non viene nemmeno ecco, Ma perché è a bordo vabbè, campo, a bordo no? campo, ma uscirà il massaggiatore che è a sì, bordo sì, campo. sì, Scusa, pensavo lo volessi- lasciamo morire lì? Vedi che si butta dentro adesso per occupare il terreno di gioco. Anche questo, posso dire? Dica. Atteggiamento assolutamente da Antisportivo, censurare. sì, per carità. Viene in avanti ancora la Marosticense, deviazione, Spadetto Vedi deve che poi- andare a coprire. Iniziano i battibecchi tra Mamma mia, Spadetto poi la allontana via perché questa palla non c'era. Adesso vediamo se l'arbitro, tra l'altro, l'arbitro, io credo, o dovrebbe l'assistente di intervenire ammonendolo. linea gli ha segnalato, vediamo. Arriva Janko, era fuori, gli dice, in effetti lo ha visto, gliel'ha segnalato, dai, avanti. Sì, il comportamento non è stato bello da parte No, del giocatore, però decisamente. insomma, vabbè, dai, i giocatori ormai l'adrenalina batte forte e il cervello poi se ne va, quindi ok. Castellan intanto si appresta alla battuta con le mani, era il numero 2 Munari che era andato a terra, chiedono se può rientrare il giocatore, può, deve prima battere. Adesso può rientrare, gli ha fatto segno e non gioca e non entra. Scusa, ti ha già segnalato? Oh, benissimo, eccolo qua. Munari che entra. Devo scendere in campo forse, no? Tu andresti bene come guardalinee. Come guardialinee. No, come segnalinee. Io faccio la guardia Segnalinee. alla linea, capisci? Quindi questo. Janko che va a terra, riparte la Marosticense, un po' di confusione in questo frangente. Mentre sta per entrare Ravagnano, Alessio Ravagnano. Romano. Ha fatto bene domenica scorsa, vediamo se replica la prestazione. Domenica è entrato senza grossi problemi, è andato subito lì a spingere. Entra Merlo per loro, mi sa, 19-11. E anche che botta, ragazzi. Che botta di Ammonito Telesi. Telesi. Questa era brutta, Allora, ammonito era Telesi, no? Non Sì, Janko, sì, sì. sì. Allora, ci sono un cambi da una parte e dall'altra. Allora, attenzione a Merlo, Giovanni Merlo, che è un classe 2000 che entra, e questo è un peperino. Non sappiamo perché fosse rimasto fuori, forse qualche problemino fisico. Allora, per l'Eclisse esce il numero 7 Esce con il numero Nardi. 7 Nardi ed entra entra. il numero 13 Ravagnano. Allora entra il numero 13 Ravagnan al 17° minuto del secondo tempo, mentre sempre al 17° minuto esce il numero 11 Esce con il numero 11 Basso. ed entra il numero 19 che è Merlo, Giovanni Merlo. Basso è forse quello che si è visto un po' meno, no, di Sì. questa partita. Era partito qui a Sì, sinistra, partito benino, poi si è un po' affievolato, sì, affievolito meglio dire. 5 con Moresco, con il tecnico della Marosticense, e allora la battuta da Muratai che tiene il centrocampo a Bref, lo voleva un pochino più alto, un pochino troppo alto, no? A Brefalla, scala. a Brefalla ho guardato, dico vabbè che so alto, però non ce la faccio lì. Occhio. Attenzione Castellan, palleggio, mamma mia,
E subito a momenti ci fa il gioco Merlo, perché al minuto 18esimo c'è stato questo duo, questo gioco tra Castellan e Merlo. Castellano onnipresente. Castellan e Merlo fuori, parato, meglio dire, da Spadetto. Bella azione però. Bello. E anche da questa parte una bella imbucata che viene confermata, viene Eccolo fermata Gasparini. poi. Ecco Gasparini che in una delle sue poche spinte in avanti, Bello. bravo, se ne va con un tunnel, poi spinge, fallo. Sì, ma qui non ne farei una colpa a Gasparini, è l'unica cosa che puoi fare, ti blocca sul salto, l'hai saltato e arriva il secondo perché ti blocca, non puoi fare altro che travolgerlo o metterlo a terra, insomma nessun problema. Palla lunga oltre la metà campo per trovare ancora il numero 9 Giacomazzo che non molla un pallone, ragazzi. Con le mani Ianco prova ad andarsene ma non trova spazio, non Già trova Babbo buco. Natale qui da noi. Sì, manca soltanto il cappellino ringa. rosso. Gasparini, 20esimo di gioco, 25 al termine. Bisogna pensare a questo forcing finale, ragazzi. Un forcing Salgono finale. tutti, attenzione. Devono, Bisogna approfittare di queste palle inattive. Mette dentro sul secondo palo, non c'è nessuno a colpire, cioè non Guarda arriva qua, nessuno, solo la difesa della Marosticense. Abrefà che prova a ripartire con Merlo, attenzione a Merlo, lo blocca bene sul nascere. Basso. Chi è? Basso, sì, che non gli dà spazio. Merlo va subito nella sua posizione centrale, però adesso capisco, insomma, probabilmente Merlo stava male o cosa, però il 9... Sì, non si è visto. Sì, però il 9... Giacomazzo Ammonito. ha buttato via la palla. Tanto forte. Sì, no, stavo per dire appunto, se ha giocato Giacomazzo vuol dire, al di là che non sappiamo se Merlo era infortunato o cosa, però sono ben coperti in quel ruolo lì, perché Sì. Beh, sono due giocatori sia a destra che a sinistra sì, e nel mezzo. sono due giocatori che sono importanti. anche di Guendouzi. Sì, è vero. Viene ancora in avanti la Marosticense, era buona perché sa che sulla corsa può andarci Merlo, qui però sarebbe stato troppo ed era troppo appunto questo lancio lungo. Mani in tasca per Malerba che è un po' sconfortato. Vediamo se ci sarà un'altra sostituzione. Tra Telesi poco. e la guerra. Fallo. Fallo di Telesi, giustamente dalla panchina gli dicono: guarda che sei ammonito, è inutile protestare così. Muratai. Fatto poco Telesi, Sì. Fatto poco. Sì, sono quei giocatori che o hai il reparto in fianco che ti fa giocare, oppure sparisci anche tu nel nulla. Ecco, Mette dentro, attenzione, Abrefà, ancora palla per questo tiro del numero 8 Muratai che ciabatta e quindi nulla di fatto, palla che termina fuori per fortuna di Spadetto, insomma, della retroguardia della formazione di casa. Ancora in avanti con questo tentativo di portare palla, lavorano in orizzontale Cazzaro e Del Savio. È buona, era buona, se riusciva a passare questa palla era meravigliosa per Ianco, che avrebbe potuto sfruttare in qualche maniera il tentativo
di andare in gol. Bella ancora questa azione con Janko che va a colpire di testa un po' dappertutto, almeno di testa lui c'è sempre. Poi palla che viene gettata in fallo laterale dal numero 13 Ravagnan, con le mani l'eclisse, colpo di testa perentorio del numero 5 del Savio, netto fallo. Adesso si lavora con Telesi che deve provare ad inventare qualcosa. Sale anche Cazzaro, che lo ricordiamo un ottimo colpo di testa e anche un bel tiro da lontano. Telesi chiama lo schema, secondo palo ma lontanissimo, tutto dalla parte opposta, la tocca qualcuno ma non quelli in maglia rossa nera, e quindi palla che termina Sì, fuori. Poi palla Telesi lenta, spiovere, alta, eccetera. Telesi si è girato verso poca Malerba, perché probabilmente Malerba gli ha detto la stessa cosa che stavi dicendo tu, cioè mettila in mezzo quantomeno, perché cosa vuoi tentare. L'arbitro va a richiamare il portiere perché Per accelerare per i tempi. velocizzare forse. Ancora Gasparini, netto l'anticipo, però viene fuori bene ancora la Marosticense, bloccata dalla retroguardia di casa. Un po' una confusione, no? Sì, Non in questo c'è momento di confusione. Sì, momento in cui l'Eclisse sta provando il tutto per tutto, perché sta buttandosi in avanti, sta cercando... Ti dirò, l'Eclisse ha notato che con il gioco fa poco o nulla in inferiorità numerica, quindi deve metterla sul piano fisico e lanciare i questi palloni, se in avanti. riuscissero. Però lo deve fare con raziocinio. Castellan se ne va a doppio passo, lascia tutti attenzione, Castellan tutto dalla parte opposta per il numero 4 Nascinguerra, che va indietro su Abrefà vede lo spazio della Sporta e è andato al tiro. Sì. L'ha presa Più un un pochino male. SMS che un tiro. Sì, l'ha presa un pochino male, però c'è l'idea quantomeno, no? Sì, sì, quello sì. che da questa parte non stiamo vedendo, perché Comunque è il migliore in campo, cari signori, Castellan e sì. Jacopo, poco da dire. Castellan Jacopo oggi lo premiamo come MVP, lo premia Marco Mazzocco con la sua... Aspetta che adesso mi viene, prima vedo cosa stiamo... Angolo. Angolo? Sì. Angolo. E allora è angolo. Se Marco Mazzocco mi dice che è angolo, io segno il quarto tiro dalla bandierina. Ecco un'altra occasione per l'Eclisse. Vediamo. Palla inattiva. Queste devi sfruttare. C'è Vediamo. poco da fare. La mette dentro. Sul primo palo però c'è un difensore della Marosticense e può ripartire signori Merlo. Merlo 1-2. Si torna indietro. Poi il passaggio, qui si è complicata un po' la vita alla Marosticense. C'è l'ammonizione? Sì. No. Sì. Per? Per Cazzaro? Sì. Ammonito Cazzaro, che era in una posizione leggermente alta. Era in dopo il calcio d'angolo mi spinta sembra del offensiva. tutto normale. Poi è chiaro che non puoi lasciargli l'opportunità di impostare l'azione, quindi vai in pressing e fai il fallo. Dico male? No, dici bene. Io da quando sei passato alla categoria della Serie D io non dico più niente, perché ti ho creato, ma cosa vuoi? Come niente puoi distruggermi. Esatto, vuoi dire. no, ma anche tu puoi distruggermi come niente, quindi scherziamo, perché non ci resta altro qui. È una partita che ha dato Scivola piano. e abbiamo visto una squadra in campo, la Marosticense, perché poca cosa dall'Eclisse abbiamo visto quest'oggi, purtroppo. Parliamo da tifosi. Ancora in avanti, bella questa imbucata. Qui si deve giocare su questi lanci, ma poi non riusciamo a mettere a terra. È chiaro che se fai il lancio non è che puoi metterla a terra, devi essere bravo ad intervenire sulle seconde palle e essere subito propositivo. Poi sai, tra il dire e il fare. Noi siamo qui comodi, tranquilli. Telesi, che comunque, come dicevamo prima, non ci ha conquistato No, più di tanto, oggi no? no. Oggi no.
Giacomazzo che allunga per basso, strattonato la maglia. Giacomazzo ci ha provato, bravo però, ci ha provato, ha detto io vado al tiro sciabattato via, e quindi nessun problema per la difesa di casa che prova a ripartire. Siamo quasi alla mezz'ora, quasi al 30°, bisogna velocizzare. Allora, buono il colpo di testa, in avanti ancora per quanto riguarda la formazione di casa, che poi si fa bloccare. Bravo questo numero. Peccato. Con l'eterno Castellan, che adesso dice: hai fatto tu il numero? Guarda il mio. È buona. È buona. In avanti Merlo, la mette a terra per Castellan. Abrefa cerca di andarsene sul fondo, ritorna indietro, palla che ancora viene pescata per Nascinguerra, si ferma, Abrefa, passa tutto da Abrefa, è qui davanti. Attenzione Castellan, che va al tiro, ancora lui, 29° giocatore con Castellan, tiro e parata a terra di Spadetto. In avanti ancora la formazione. Sì, è inevitabile che comunque si gioca quasi il 30°, l'Eclisse è in avanti, spazi enormi non può far altro. Allora, qui dobbiamo ringraziare che Castellan ha messo le mani e ha spinto, perché avevano perso la palla quelli di casa e sarebbero stati guai grossi. Attenzione, palla ancora in fallo laterale gettata dalla difesa della Marosticense. 30°. Gasparini la mette dentro, troppo facile, troppo sotto per Bresolin, che la fa sua senza problemi e attende, si prende tutto il tempo necessario per far viaggiare i suoi. A momenti stava completando l'opera il difensore della Marosticense. In avanti ancora con Abrefa sulla fascia sinistra del campo, ancora trova Nascinguerra, bene, si snoda bene con Castellan che alza la testa, guarda, Spadetto che aveva cercato di andare a prendersi questa palla alta, l'ha soltanto sfiorata, palla che per fortuna sua e di tutta la squadra è andata poi sul fondo, e quindi c'è un cambio, esce il 2. Allora c'è il sesto. No, esce il 7. Esce il 7? Tra gli applausi. 20 e 7, beh sì. Esce con il numero 7 Castellan. 31° del secondo tempo, fuori Castellan, sicuramente il migliore tra i suoi. Entra Baldi, Francesco Baldi, classe 2007, quindi c'è un cambio con Castellan, che tra l'altro un pari quota, è un 2007 anche lui, quindi cambio di pari quota. Abrefa dalla bandierina, intanto attenzione con questo calcio d'angolo dove è stato trovato il gol in precedenza. Spadetto la mette fuori, poi bravo Spadetto in questo caso ad andarsela a riprendere. Ecco, vedi, questi mi piacciono, queste sono le uscite che un portiere... Mamma mia. Lunardon sbaglia il colpo di testa, sbaglia altrettanto Bresolin. Banalmente, perché favorisce la formazione di casa con è bella! Ed è bella! Il gol, il pareggio. Telesi. Il pareggio Bravo. di Telesi, che ci smentisce finalmente da una colorazione alla sua giornata. Nicolò Telesi! E allora Telesi va in gol sull'ottimo assist di Gasparini, che si è proiettato sulla sinistra, e quindi c'è il gol al 32° che porta in parità al 33° minuto di gioco, 32 insomma e 40 secondi se vogliamo. C'è il gol e adesso c'è il cambio, mi pare che butti nella mischia anche Segat, se non erro. Vediamo, forse per difendersi un attimo, perché in 10 contro 11, bella comunque l'azione, ed è Telesi che va al gol
È il primo, mi pare, in maglia, sì, Sì. in maglia Eclisse. Contiamo sulle mani, sulle dita delle mani, Forza, forza. Sta calando un po' di nebbiolina, un po' di Foschia? foschietta, come si suol dire qui al comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. In avanti ancora, Abrefà perde palla, poi il fallo e c'è punizione per la compagine di Marostica. 33. E così nell'unica vera azione, Ho trovato Comunque tra bravi, l'altro è tra l'altro una bella azione, sì, dobbiamo dire. velocizzare, Sì. eccetera. D'altronde cosa puoi fare? È questo, eh? Abbiamo visto insomma che verticalizzare oppure andare sulle fasce e mettere dentro questi palloni, insomma se c'hai lì qualcuno davanti, attenzione! Ecco, qui in questo caso, non so come la pensi tu, però secondo me Occhio. ci stava il fallo sul portiere. Beh, ti dirò dopo. Abrefà ha fermato, Brava. se ne va Ravagnani, ma viene bloccato, viene fermato fuori. Non era Ravagnani, mi pare, no? No. Telesi. Telesi? Gioca ancora la formazione ospite, ancora con una palla tra i piedi. È caduta un po' la concentrazione, forse pensavano già di avercela fatta. Deve stare attenta però alla formazione di casa, eh. Abrefà. Ancora 1-2, troppo lunga. 1-2 di Muratai che è troppo lungo, troppo forte, quindi 35 minuti Cambio. di gioco. Cambio. E allora? Abrefà, secondo me. No. Gira. Chi esce? Il 3. Allora esce il numero 3 Morello La Marosticense esce con il numero 3 Morello. al Ed entra 35esimo con il numero del 15 secondo Minato. tempo, entra Minato il numero 15. In effetti Morello un po' forse al di sotto sulla fascia sinistra, non ha mai inciso più di tanto, però insomma siamo una buona gara, insomma la sufficienza l'ha presa anche lui. Attenzione al rinvio di Spadetto che arriva sulla fascia dove c'è un assembramento notevole di giocatori sia in maglia bianca che in maglia rossonera. Ammonito Ianco. Ammonito Ianco ha aperto La la Lettone. alare, la Lettone. Che per un attaccante, che per un centravanti è tutto, per Sì, carità. ben. Io qui non lo contesto, No, assolutamente. Allora entra Pavan tra poco. Giocano ancora Marosticense dalla parte sinistra del campo qui d'Agostini, in avanti trovata, Giacomazzo si gira benissimo, attenzione Moro, Merlo era No, giusto. è errore di Giacomazzo che non Sì, esatto, si è riproposto. era giusto l'1-2 e aspettava Giacomazzo lì davanti, invece si era fermato, peccato per loro. Spadetto, lunghissimo il rinvio, colpo di testa in qualche maniera riuscito, anche se sbriciolata via questo pallone. C'è pronto il cambio, vediamo se lo fanno adesso, sì. E allora dentro il numero 16 che è Congedi al posto del numero 11. Per noi esce con il numero 11 Fogliano. Ah sì, scusatemi. 37esimo del secondo tempo, Ed fuori entra Fogliano. con il numero 16 Ed entra Pavan, altro giocatore interessante visto nelle giornate precedenti, insomma uno che ci mette tutto, uno che corre, che fa legna, come si suol dire. Vi ricordo che l'Eclisse è in 10 uomini dal 32esimo del primo tempo, più o meno. Lancio lungo con le mani, blocca tutto ancora la formazione di casa.
Gasparini che spinge in avanti, ma non c'è nessuno sulla sua fascia di competenza perché Ravagnan era lì ma un po' troppo arretrato. Spinge Gasparini, attenzione, viene in avanti, la guadagna la palla, marcamento a 2, se ne va, attenzione perché il numero 10 di casa Eclisse è già Bravo. Telesi, quindi deve stare attento. Spinge la formazione, Muratai non la fa vedere al suo diretto avversario Merlo, attenzione a questi, e poi fortunatamente per noi decide di mettersi in proprio Baldi, palla che termina Pallaccia. facilmente tra le braccia di Spadetto, quindi nessun problema. Bel duello comunque Ianco e il numero 6 Bernardi, Bel duello, sì. proprio maschio. Maschio, Corretto fino a questo momento. Ianco Però- fa sportellate perché deve portare sì. palle lì davanti, perché beh. altrimenti se non le conquista lui non le possiamo conquistare io e te. Attenzione, si è mosso Casagrande. Cosa sta dicendo? Di non andare troppo in avanti. Ma no, così. Palla sul secondo palla come prima. 40 minuti di gioco. Io Marco, se sei disposto ti lascio e scendo. Attenzione, seguiamo questa azione, poi io Bello, scendo. dai, eccolo. Viene in avanti ancora l'Eclisse Carini Vai. Pivigina, il tiro tra l'altro deviato. Angolo. Seguiamo questo angolo per la formazione di casa, è il quinto calcio d'angolo, 6 ne ha battuti la Marosticense. Seguiamo questo calcio d'angolo, poi palla e voce al collega Marco Mazzocco. Stanno Anche palla? parlando ancora, anche la palla ti do. Stanno parlando ancora dalla panchina contro con l'assistente di linea, come attenzione, bene, fuori la palla. Occhio però, ancora in occhio. avanti, attenzione a Merlo, la ripartenza, e qui c'è il fallo, sì, trattenuto e ammonizione. 16, Sì, Pavan appena entrato becca già la munizione. Seguiamo questa azione. Poi ti fallo lascio. tattico, non poteva fare altro. Sì, ok. Rallenta un po' il ritmo, rallenta e blocca un po' tutto l'arbitro che scrive sul suo taccuino. 41. 41 minuti di gioco, 4 al termine, più 2 o 3 di recupero. Mette dentro questo pallone, Buono. fortunatamente viene bloccato. Poi tutto solo Ianco che in ma- qualche maniera riesce a girarla, poi presa- la palla termina fuori. Allora, vai Marco. 42 minuti della seconda frazione di gioco, risultato 1-1 per il gol messo a segno pochi minuti fa da Telesi. Si morde le mani la Marosticense che ha condotto per lunghi tratti della gara e poi nell'unica vera disattenzione è stata punita da una bella deviazione di piatto sinistro di Telesi per l'1-1 che è maturato sino a questo momento. Marosticense in avanti, pallone buttato in area, colpi di testa da una parte e dall'altra. Ci prova ancora la Marosticense che mette al centro il pallone, viene deviato da un giocatore dell'Eclisse per il calcio d'angolo numero non si sa, numero 6. Sul pallone il numero 10 Abrefà che scodellerà nel mezzo, mischia davanti poi esce Spadetto, allontana, poi arriva di gran carriera un giocatore del Marosticense che fa carburare il pallone, pronta la ripartenza dell'Eclisse con il numero 8, ammonizione più che giusta combinata dall'arbitro il signor
Alessandro Lorenz della sezione di Trento, che ha ammonito il numero 8. No, chi è ammonito? Non sappiamo. Anzi, il numero 20. Trattasi di Baldi Francesco, che ha steso il numero 8 Bressan Matteo, proiettato in avanti. Calcio di punizione interessantissimo per l'Eclisse. Sul pallone si trovano sia Telesi che Bressan, se non erro. Fischia l'arbitro, parte Telesi, pallone a giro e pallone che sorvola di poco la traversa e si spegne sul fondo. Accelera le esecuzioni di ripresa Bresolin, mentre il direttore sportivo Lorenzo Casagrande lavagna in mano. Pallone poi gettato in avanti. Bresolin lo caccia in fallo laterale per una rimessa laterale in favore dell'Eclisse, che consente al 10 e non 11 per l'espulsione combinata dall'arbitro. Nella prima frazione di gioco, 4 i minuti di recupero, si giocherà quindi sino al 49esimo. Pallone messo nel mezzo, centrali difensivi della Marosticense a liberare, poi ancora Eclisse in avanti, il pallone nel mezzo, grande percussione dell'Eclisse, pallone che poi si perde in fallo di fondo, ma c'è stata una deviazione, quindi settimo calcio d'angolo. Chiude in avanti l'Eclisse, che sente di poter operare il sorpasso. Marosticense che è calata e forse ha ritenuto che la partita fosse vinta. Pallone nel mezzo, esce bene Bresolin e allontana la minaccia, poi il pallone scaraventato in avanti per la corsa di Baldi, ma Basso non si fida, invece di appoggiarsi al proprio portiere Spadetto caccia il pallone in fallo laterale. 46 minuti di gioco. Munari per la rimessa in gioco della Marosticense, pallone a Giacomazzi che ha il tempo di girarsi e far partire una saetta disinnescata adeguatamente da Bresolin da Spadetto, ed è calcio d'angolo per il coso, 7 anche per la Marosticense. Sul pallone Abrefà, mentre c'è un pallone rasoterra e troppo corto. Sul pallone Muratai, che si appoggia all'indietro al proprio portiere Bresolin, che molto probabilmente tornerà a lui il pallone. Così è. Lancio in avanti, a scegliere Giacomazzo, viene la difesa a recuperare il pallone, poi ancora messo il pallone nel mezzo da quest'altra parte, rimette il centro e poi in qualche maniera la difesa dell'Eclisse sbroglia la pressione, ma è ancora Marosticense che chiude in avanti. Parte un tiro velleitario. Velleitario veramente il tentativo. 1-1 il risultato finale e il risultato sino a questo momento, maturato per le reti messe a segno da Giacomazzo nella prima frazione, ha replicato Telesi oltre la metà della ripresa, mentre le panchine se le dicono di santa ragione. Fatica Alessandro Lorenz della sezione di Trento a riportare la calma, in qualche modo ci riesce, il pallone poi
va sulla testa di Janko che mette in movimento un altro, il proprio compagno di squadra. Chiede Lumi Malerba, comunque con gentilezza. La sua Eclisse è riuscita ad acciuffare il pareggio e sta tentando in tutte le maniere di congelare il risultato. Poi Giacomazzo trattenuto e in questo momento l'arbitro fischia la fine delle ostilità. Eclisse che riesce ad agguantare il pareggio nell'unica vera occasione della seconda ripresa, sfruttando un errore di posizionamento della difesa della Marosticense con la deviazione sotto rete di Telesi. Risultato finale qui a Pirmini di Soligo: Eclisse Carini Pivigina 1, Marosticense 1. La linea il collega Mirko Villanova. Arriviamo, ma devo aspettare mister che è infortunato. Mister, intanto come stiamo? Bene, Allora, stavate per fare il colpaccio e poi ho visto questo secondo tempo così, vero? Vero, un buon primo tempo fatto bene. E dopo, come spesso succede nel calcio, quando sei in superiorità o si cala un po' l'attenzione o gli altri si caricano un po' di più, abbiamo fatto fatica e secondo me siamo stati polli nel gol perché non possiamo... Non si può prendere. Esatto, un gol così. Posso fare i complimenti a loro comunque che non hanno mai mollato, perché in 10 non hanno mai mollato e secondo me sono un'ottima squadra. E io dico comunque bravi ai miei ragazzi, perché un punto qua è sempre un punto importante. Ho fatto la stessa considerazione dicendo poi ad inizio telecronaca, ho detto che siete una squadra da prendere. Io ti avevo già visto a Mansuè dove avevate chiuso il Porto Mansuè, qui siete riusciti nel primo tempo come dicevi, poi il secondo tempo un po' così. Come mai non giocava Merlo, aveva problemi? No, una scelta, sì. Adesso... Però bene anche Giacomazzo lì davanti. Sì, secondo me sia Giacomazzo, sia Basso, sia Merlo sono tre ragazzi che possono far bene, cioè sarà il periodo che gioca più uno, più l'altro, l'importante è che loro capiscono che chi gioca deve dare il massimo. Dopo se stai fuori una domenica e gioca l'altro, nessun problema. Mister, per quanto ne abbiamo qui con l'infortunio? No, spero per poco. In bocca al lupo, buona continuazione, grazie perché mille. Meritate questa posizione dove siete. Grazie mille. Grazie a mister Moresco. Vediamo, abbiamo l'altro mister e allora abbiamo Malerba che arriva ai nostri microfoni. Allora, i complimenti da parte di Moresco e da parte della Marosticense. Gran partita, perché possiamo dirlo, insomma, è arrivato questo, siete andati sotto per 1-0, però in 10 contro 11 li avete stretti lì e se capita fuori il gol non c'è nulla da dire. No, abbiamo fatto un buon secondo tempo sicuramente, sì. Il primo tempo non l'abbiamo sviluppato bene, loro secondo me sono comunque un'ottima squadra, allenata bene, quindi siamo soddisfatti del punto che abbiamo portato a casa oggi. Rognosa, io l'ho definita così in apertura perché li avevo già visti a Mansuè dove avevano complicato la vita al Porto Mansuè, sono riusciti a complicarvela all'inizio anche a voi, però poi ripeto, oggi si è giocato e soprattutto anche con il tentativo di verticalizzare molto bene in mezzo al campo per trovare Janko o chi per lui. No, ma noi stiamo crescendo, lavoriamo per crescere, i ragazzi devono fare uno step mentale ancora di più, oggi l'hanno fatto, sono contento per questa cosa qua, anzi gli ho fatto i complimenti adesso, a fine primo tempo li avevo un po' rimproverati, ma al secondo tempo sicuramente è un'ottima soluzione, buono. Ed è un ottimo punto, qui ci spengono anche le luci per farci capire che bisogna che andiamo via, è un ottimo punto perché insomma serve per dare continuità. No, ripeto, è un ottimo punto, in casa speravamo di portare a casa un po' di più, però un ottimo punto, ripeto sempre, contro una ottima squadra, in salute, con degli ottimi elementi, quindi siamo soddisfatti del punto. Sai che quando Fogliano ha sbagliato il gol là ho detto
So già cosa mi dirà poi Malerba, che se i gol bisogna farli, lì si è mangiato una bella occasione che poteva, però insomma va bene così, no? Ah, ma Foglia ha avuto un'occasione importante oggi, nel senso ha giocato per la prima volta dal primo minuto. L'importante è che l'abbiamo visto finalmente, perché è 2 anni che non lo vedevamo. Quindi. Esatto, ha giocato dal primo minuto e l'occasione l'ha sfruttata molto bene, perché secondo me ha fatto un'ottima partita. Peccato per il gol lì, però poi si è rifatto sull'assist, quindi ha fatto un'ottima partita e devo solo dirgli bravo. Andiamo avanti? Sempre avanti. Bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie a Massimo Malerba. Concludiamo qui il nostro collegamento dallo stadio D'Agostin di Pieve di Soligo, dove l'1-1 è per le 2 formazioni che si sono spartite la posta. A linea. Eclisse.it